se no ne vanno tutti in Brasile e non si ricordano più di ritornare, ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America a emigrare. 8 serate per scoprire il Veneto, la storia e la cultura di un popolo è il contenuto di Sotto le stelle a parlar di Veneto, organizzate dal consorzio Pro Loco del Decumano. La prima serata si è svolta a Ca' della Nave di Martellago il 1 agosto, con ospiti il giornalista e scrittore Edoardo Pittalis e il cantautore Gualtiero Bertelli. A portare i saluti anche i rappresentanti dei vari enti che hanno collaborato all'organizzazione e alla sponsorizzazione delle serate. Lo scopo dell'iniziativa è chiaro. Il nostro obiettivo come Proloco è quello di valorizzare il patrimonio, la cultura locale e quindi abbiamo pensato che chiamare dei personaggi, degli autori, registi, insomma mondo della cultura in piazza a parlare di Veneto, di chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare potesse essere una buona occasione. Ma il Veneto alle prese con la crisi sanitaria ed economica ce la può fare ad uscire dal tunnel? Penso che il Veneto ce la farà con le proprie forze, con la propria capacità e soprattutto la storia che raccontiamo, che è quella di 100 anni, dalla fine dell'Ottocento all'inizio del 2000, dimostra proprio questa capacità di riprendersi sempre, soprattutto nei momenti difficili, quelli in cui si riesce a stare più uniti e a ricostruire e a guardare lontano anziché guardarsi sempre alle spalle, che serve a poco. E per la musica c'è tutto un mondo che si sviluppa attorno alle canzoni popolari. Il Veneto è fatto di città, di piccoli paesi e scopri che ogni paese, ogni zona ha le sue canzoni. E ogni posto di lavoro, le filande hanno le canzoni di filanda e quelle che andavano a fare la monda nel veronese avevano le canzoni o del Revigotto erano le canzoni di monda, cioè sono repertori specifici o di gruppi sociali o di gruppi di lavoratori, pescatori, battipali, per dire, oppure di zone, alcune anche legate a organizzazioni come non so, la Chiesa per esempio, oppure i partiti politici, i sindacati, quindi sono tutte cose fortemente, però insieme ricuciano il Veneto in una storia che è abbastanza unitaria, vista la divisione storica dell'Italia in 1000 campanili, non ci possiamo neanche tanto lamentare, insomma. Si fugge dalla miseria, dalla fame, dalla pellagra, che soltanto nel Veneto nei primi anni del Novecento fa 12.000 morti ogni anno.